verdi le colline, a perde Monteverro è scollocata, se ne chiede una a perde Monteverro è scollocata. De abbondante sorgente se adornata de abbavura frisca e cristallina. Questa è la magia, cari amici di Teleregione, questa è la magia di Seneghe, del Carnevale di Seneghe, queste voci, l'ho detto già in diverse occasioni, che arrivano da un passato remoto, molto lontano, dove i nostri avi nelle campagne magari si incontravano e mettevano insieme queste voci che ricordano il passare dei tempi, che ricordano la fatica quotidiana. Questa è la magia del Carnevale di Seneghe e finalmente siamo riusciti, non con poca fatica, a trovare il terzo tenore, che è quello di Borichello Drogu, che tra l'altro ci ha accompagnato anche fino a poco fa per descriverci quella che è la tradizione di questo paese del Montiferru. Prima di tutto partiamo a far conoscere i componenti di questo tenore, che so che non è la formazione Dunque, non manca solita. un pezzo, però Giorgio è venuto anche ad Amburgo, quindi lui è uno di mezzo, insomma. È come se Non si fosse può uno dei dire loro. tredicesimo. No, 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 è uno di casa. La seconda titolare è Steviero Lacconi, che però lavora fuori e è dovuto partire. Però Conosciamo con comunque. Giorgio siamo stati in molti posti, siamo stati anche in continenti, in vari posti, quindi Giorgio è uno di casa lo stesso, insomma, non c'è nessun problema. Volevo invece parlare di un concetto fondamentale: i paesi che hanno grande tradizione, che hanno un riferimento a Sugonnottu, e culturalmente sono delle cose bellissime. Sugonnottu, specifichiamolo. Sugonnottu era partito da Nuoro perché nel 1878 aveva cercato di vendere una parte di terreni comunali. La gente invece insorta dice no, noi ho sempre connotto, con mente, nuorese, era nuorese. Allora Sugonnottu io lo indico come un termine ripetitivo, come per dire che le cose si conservano. Allora culturalmente è una cosa bellissima, economicamente un po' meno, perché economicamente chiaramente meno si sviluppa e peggio è. Quindi Seneghe è un paese tradizionalista sicuramente, conservatore. Attenzione, oggi però quel problema quasi non esiste, perché
c'è internet, cioè le notizie oggi arrivano in fretta. Cioè, Marchisio Bandino, scusami, ha Sì. scritto un bellissimo libro, Sì. Lettera a un giovane sardo, Sì, sì, che sì, ce l'ho, si- l'ho letto. significa praticamente che in qualunque posto, qualunque Sì. punto della Sardegna tu ti trovi, grazie allo strumento della tecnologia attuale, Il problema di internet, prima ormai non esiste più. sei Per cittadino esempio, del era mondo. un Questa è paese di arrivo, globalizzazione. quando esistevano non le strade, ma i sentieri, i mulattieri, era un paese di arrivo. Quindi, per esempio, l'Arboliese non veniva a Seneghe se non doveva venire a Seneghe, avevano fatto un sud, passava a Milis. È bellissimo questo discorso, perché veramente non si parla più di isolamento, assolutamente, siamo aperti noi, al mondo. Per esempio, molti hanno fatto trasmissioni su di noi e noi abbiamo detto: guarda, ci fai un piacere se non ci vieni. Perché? No, non per mandare via gli ospiti. Per carità, perché Seneghe è un paese ospitalissimo. Infatti la gente viene, adesso viene, noi credo, non abbiamo mandato via nessuno, però cerchiamo che questo carnevale, tu vai nei libri, non lo trovi, perché? Perché noi cerchiamo di tenerlo un po' per noi, perché se apri molto ci sono più quelli di fuori che quelli di dentro. Ma no, Questo scusami Borichedu, ma questo concetto veramente vale la pena di essere spiegato fino in fondo. No, ma Non è un fra 10 anni, Certo, molto certo, probabilmente, i seneghesi sono la grande minoranza. questo fa parte del processo di globalizzazione, Sì, ma io al quale infatti- credo nessuno si possa Ma infatti opporre. io spesso dico che io ho la mia età ed è ora che mi metto da parte, perché è chiaro che i giovani ballano meno di noi, sono meno ordinati di noi, però la società si trasforma e tu devi accettarlo questo fatto, è inutile che Ti devo dici. contraddire anche su questo, non per voler polemizzare. No, ma mi piace che Guido, siamo un paese Lotta, democratico. che fa parte di Sudanoro de Borichedu, è anche un insegnante di musica, È un musicista, è un operatore culturale, per cui lui stava dicendo che i giovani sono più ordinati di noi. Siamo noi adulti che spesso abbiamo un concetto un Pretendiamo che po'... sia come lo facevamo No, noi, io perché credo così- che comunque sia i giovani sono sempre la parte Però migliore. noi Gli partiamo anziani, dalla cosa nostra, come la vedevamo noi, allora ci sembra che quelli non siano giusti, invece quelli sono giusti perché la società si trasforma ed è giusto che sia così. Infatti gente come noi deve guardare adesso. Prima Susardo ballava in terra, come spizzocco sarti antuvago, va bene, torna a te su sfurumi, torna a te su sfurumi. come in tutte le cose, gli anziani hanno l'esperienza. I giovani seguono gli anziani, sono più agili dei giovani. È difficile, cari amici telespettatori, metterli d'accordo questi due. Ognuno ha il suo concetto. Grandissimo. Chi cantava prima erano i nostri padri, i nostri nonni. Oggi noi siamo diplomati o laureati. È evidente che la voce non è più quella del bestiame. Oh, oh, oh. Cioè anche la nostra voce è diversa È curata. dai nostri padri, i nostri nonni che avevano un'impronta diversa. Per esempio, il suo cantatore fu un canto era più metallico, era diverso. Noi oggi siamo più attonati. Più imponente e più austero. Siamo migliorati noi sicuramente perché sai, tu fai la registrazione, vedi dove è l'errore e lo correggi. Noi abbiamo un musicista per esempio, ma chi sognava prima un musicista in un contratto? Ma io ho iniziato a cantare da ragazzino, insomma, con Stefano, Vincenzo, Antonio, Totò, insomma, sono i miei coetanei, mio fratello, eccetera. Ci piaceva il canto, abbiamo sempre iniziato a cantare da giovane. Poi si canta con gli anziani, Borichedu è più grande di me, ho iniziato a cantare con lui, ormai siamo già 15-16 anni assieme, cantiamo sempre assieme. È logico che prima, come diceva lui, gli anziani, era anche la conformazione forse della bocca, la conformazione fisica, che ti dava il suono diverso di oggi. Oggi siamo più acculturati. Naturalmente prima non esisteva la televisione, oggi andiamo in televisione. Teleregione intanto. No, vabbè, in tutte le... No, ma intanto siamo su Teleregione. In tutte le regioni e tutte le altre. Quindi siamo più curati perché proviamo di più. Io vorrei concludere questo collegamento da Seneghe, perché intanto ricordo che il resto della troupe di Teleregione, composta da Paul De Santi e Maria Carmela Solinas, che è una collega giornalista, si stanno occupando di Sartiglia ad Oristano. C'è una sorta di fil rouge che accomuna il lavoro che stiamo facendo noi qui a Seneghe con quello che stanno facendo loro ad Oristano. Ecco, appunto, io vorrei concludere con Suguntrattu. Abbiamo avuto modo di vedere le varie formazioni di Suguntrattu di Seneghe, ne abbiamo scoperto ben 3. Questo è un segnale estremamente positivo, cari amici, perché significa che le tradizioni si perpetuano, non muoiono per fortuna le nostre tradizioni. C'è ancora chi ama le nostre tradizioni e le persegue e porta avanti
quello che è il retaggio del nostro passato, ma in chiave moderna, perché come diceva prima Borichello e anche Guido, non si può pensare di lasciare tutto quanto così com'era. Una lingua non è morta, l'ha detto qualcun altro anche prima di noi, la lingua si evolve. Non possiamo chiedere ai giovani quindicenni, diciottenni, ventenni che facciano le stesse cose che abbiamo visto noi e conosciuto noi. Ecco, e io intanto ringrazio Borichello Drogo, ci ha portato in giro per conoscere gli aspetti più importanti. Anche adesso, amici, vedere questo contesto nel quale su un tratto di Borichello ci ha regalato un brano stupendo che è Un Ballegantidu, questo contesto, questa scenografia naturale in basalto, una casa antica, padronale, recuperata in pieno nella sua meraviglia, nell'esaltazione proprio del basalto, posso solamente ringraziare Borichello per la sua competenza.